Tosi, le faccio subito una domanda a bruciapelo, a freddo. Qui prima si è parlato di autonomia, lei cosa ne pensa? Ma allora, rispetto allo sviluppo e alla crescita del territorio è indispensabile. Ci sono paesi molto più piccoli di noi che hanno autonomie molto più spinte, basti pensare alla Svizzera, che addirittura è uno Stato confederale, quindi un'autonomia neanche federale, ancora più spinta dell'autonomia federale, e la Svizzera è ben più piccola dell'Italia. Gli Stati Uniti, la Germania, i paesi con organizzazione federale sono paesi normalmente molto efficienti, dove fra l'altro, che non è paradossale, è conseguente, l'amor di patria e l'attaccamento allo Stato nazionale, allo Stato unitario è ancora più forte, perché se c'è un paese come gli Stati Uniti, che è un paese con un patriottismo fortissimo e hanno una fortissima autonomia, i singoli Stati hanno il codice penale diverso, hanno un'autonomia amplissima e sono tutti unitissimi intorno alla loro bandiera. Mentre invece un paese come l'Italia, che è centralista e inefficiente, genera disaffezione verso lo Stato nazionale, perché appunto lo Stato che non funziona genera disaffezione verso l'unitarietà. L'autonomia di cui si parla è tutt'altro che pericolosa, perché è un fatto tecnico previsto dalla Costituzione. La nostra è una Costituzione unitaria, perché prevede il divieto di secessione, prevede però che si possano articolare delle autonomie senza andare a incidere negativamente sugli altri, perché è stata scritta con molto buon senso questa parte della Costituzione, perché lo Stato può negoziare alcune materie che sono scritte in Costituzione, quelle e solo quelle, non di più e non di meno. Il discorso dei 9 decimi delle tasse non esiste, perché quello esiste per alcuni che hanno un'autonomia speciale. Trento, Bolzano, la Sicilia, in misure diverse, il Trentino, il Friuli, ma perché loro hanno degli accordi diversi, sono addirittura accordi internazionali che derivano dalle guerre e da quant'altro, che prevedono uno statuto totalmente speciale. Invece l'autonomia che otterrebbe il Veneto è un'autonomia del tipo: lo Stato dà al Veneto esattamente quello che lo Stato spende per quella delega, cioè lo Stato oggi in Veneto per l'istruzione spende, dico 100 per non dire 102, 100 o 98, dà al Veneto quelle risorse, dice non le spendo io, le spendi tu. Quindi non toglie soldi agli altri, dà le stesse risorse. Uno dice: ma qual è il vantaggio? Il vantaggio è l'autonomia decisionale e l'efficienza, perché adesso per alcune scelte tu devi dipendere da Roma in maniera anche illogica, perché lo Stato centrale è lontano e inefficiente, quindi non porteresti via soldi a nessuno, hai l'autonomia di decidere su tutta una serie di percorsi. E quindi per questo dico non c'è da temerla, perché è stata costruita in modo da non toccare né i poteri, né le autonomie, né le risorse degli altri. Però Tosi, le faccio una domanda faccio finta di essere un cittadino ignorante e vabbè, siamo tutti ignoranti, nel senso che c'è sempre da imparare, però questa semplice equazione, la Lega ha favorito un po', il governo della Lega ha favorito questo famoso referendum, alla fine tutti, il 98% dei veneti ha accettato questo discorso, abbiamo un governo in cui la Lega c'è, è presente, però l'autonomia non si fa, cioè questo è un paradosso. Come possiamo sviluppare questo paradosso? Beh, per una serie di motivi. Uno è la composizione del governo, che è stravagante, cioè, è un governo che non nasce dalle elezioni, perché nelle elezioni c'erano coalizioni diverse. No. Si mettono assieme due cose diversissime, perché nei 5 Stelle c'è anche una buona parte, una discreta fetta di sinistra a sinistra, e quindi insomma con la Lega fanno fatica ad andare d'accordo, tant'è che fanno un patto di governo e ogni volta devono stare lì a pattuire tutto questo, tu mi vedi questo, insomma non è un governo facile, e quello è il primo motivo per il quale alcune cose non vanno avanti. L'altro motivo è la complessità del processo, perché qualcuno all'inizio, o per ignoranza o per spoderatezza, ha raccontato che in qualche mese si faceva. Fare i conti delle risorse e tecnicamente cosa passare come è mica semplice, vero? Cioè, se tu devi passare migliaia, perché poi si parla di questo, di migliaia o forse qualche decina di migliaia di dipendenti, immobili, contratti, risorse, hai voglia di farlo in qualche settimana, è una cosa che impieghi molti mesi, perché è un percorso molto complesso, e quindi questi sono i due principali motivi per i quali si arriverà, perché è stato stabilito e quindi si arriverà a concedere l'autonomia, però nei tempi e nei modi che sono previsti dalla Costituzione. È chiaro che un governo non omogeneo non accelera questo processo.